Eder. Mech. Pallister. A Trieste, a 4 anni dalla scomparsa di Liliana Resinovic, il sentimento che affiora non è soltanto l'attesa della verità, ma una stanchezza diffusa. Quella di una città che ha ascoltato per troppo tempo versioni, smentite, ricostruzioni e controricostruzioni, senza arrivare a un punto fermo condiviso. È in questo clima che torna a parlare Iva, la fruttivendola di via San Cilino, la testimone che fin dall'inizio ha messo a verbale di aver visto Lilly la mattina del 14 dicembre 2021, poco prima delle 9. Il suo racconto non è cambiato nel tempo, e proprio questa coerenza, anziché proteggerla, l'ha esposta. Iva dice di essere stata attaccata molto, soprattutto in rete, perché ciò che sostiene collide con l'idea, altrettanto radicata in una parte dell'opinione pubblica, che quel giorno Liliana non sia mai uscita di casa. Da lì nasce una frattura. Da una parte chi considera la testimonianza un tassello decisivo, dall'altra chi la vive come un elemento disturbante, da respingere o screditare. E così una donna che si limita a ribadire ciò che dice di aver visto diventa, a suo malgrado, un bersaglio permanente. Iva racconta anche un dettaglio che, più di altri, fotografa l'usura emotiva della vicenda. Dice di seguire meno le notizie, perché sente che non se ne viene fuori, e perché ogni volta che prova a informarsi, inciampa ancora in accuse che la fanno arrabbiare. È una frase semplice, ma spiega bene quanto la storia di Resinovic sia diventata, oltre che un caso giudiziario, un campo di battaglia mediatico dove la pressione si scarica anche sui testimoni. In questo scenario, il punto oggettivo è che Liliana Resinovic è stata ritrovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex manicomio di San Giovanni, lo stesso quartiere in cui viveva con il marito Sebastiano Visintin, oggi unico indagato per omicidio. Intanto proseguono accertamenti su materiale sequestrato, tra cui centinaia di coltelli, oltre a cordini e altri oggetti. Ma mentre gli approfondimenti investigativi continuano, sul fronte medico-legale si è consumato uno snodo netto. Non ci sarà una terza perizia. La vicenda delle consulenze è una di quelle che da sole spiegano perché questo caso resti così divisivo. La prima consulenza, disposta ai tempi dell'ex procuratore Antonio De Nicolo, aveva orientato verso l'ipotesi del suicidio. La seconda, affidata a un team guidato da Cristina Cattaneo per la nuova procuratrice Patrizia Castaldini, con nuovi protagonisti anche tra GIP e PM, è arrivata a una conclusione opposta. Omicidio, commesso la mattina della scomparsa, con il corpo rimasto sempre nello stesso luogo del ritrovamento. Davanti a due esiti inconciliabili, la difesa di Visintin, con gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, ha chiesto un accertamento terzo. La procura ha negato, la difesa ha impugnato e la Corte di Cassazione, dopo aver discusso il ricorso, lo ha respinto. Questa decisione chiude una porta che molti consideravano inevitabile da aprire, proprio per la distanza tra i due scenari. E contemporaneamente lascia sul tavolo un altro nodo emotivo e tecnico: il rebus della conservazione del corpo per 22 giorni nel boschetto del parco. Iva insiste su un punto che a Trieste sente ripetere spesso. La gente fatica a credere che il cadavere sia rimasto lì per tutto quel periodo, senza che nulla, nel contesto ambientale, abbia inciso in modo più evidente. È una perplessità che attraversa posizioni diverse e che nel tempo ha alimentato ipotesi alternative. Tra queste c'è quella del congelamento, su cui sta lavorando la scienziata forense Noemi Procopio, che opera in Gran Bretagna ed è consulente di Visintin, insieme ad alcuni colleghi statunitensi. Sul versante opposto, la radiologa forense Claudia Giaconi, nella squadra di consulenti che assiste il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, ha sintetizzato il proprio stupore con un'immagine molto forte. Secondo lei, alcune evidenze ricordavano un attacco di una persona vivente. Sono frasi che restano impresse perché parlano, in modo diverso, della stessa inquietudine. L'idea che in questa storia la cronologia della morte e le condizioni del corpo non suonino come ci si aspetterebbe. E alla fine, in mezzo a pareri tecnici e decisioni processuali, resta la memoria di chi Liliana la conosceva nella quotidianità. Iva la descrive come una donna gentile, riservata, dai modi garbati. E di quella mattina dice di ricordare soprattutto un dettaglio umano: lo sguardo preoccupato, basso, mentre le passava davanti alle vetrine. Un particolare che non è una prova, ma che per lei continua a pesare, perché si incastra con l'impressione maturata col tempo. Oggi si dice più convinta dell'ipotesi di omicidio.
E aggiunge una frase che suona quasi amara, come se parlasse di un destino già scritto. Prima o poi di questa storia faranno un film. Fontiquotidiano.net, caso Resinovic, la testimone più convinta che sia un omicidio. Alla fine ci faranno un film. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.